Eccoci qua cari amici appassionati di auto storiche, flash parcheggio esterno qua da Padova, si iniziano a intravedere prime auto storiche appunto, e appunto qua all'entrata appunto dei padiglioni si intravedono queste auto. Adesso ve le faccio vedere. Qua abbiamo una bellissima Fiat 850 Sport che la mettiamo in saccoccia, la portiamo a casa e adesso andiamo a vedere un po' cosa si offre questa traccia di perimetro dove ci sono esposte alcune auto storiche. Eccola qua. Intanto portiamo a casa questa bellissima Fiat 850 Sport che tra l'altro a me piace molto in questo colore, spettacolo. Guardate qua, insomma, queste erano le vere Fiat, eccezionale, da brivido, come dice sempre il Marvin, da brivido. Eccola qua. E per cui anche questa va in saccoccia. Qua la gente sta entrando, i visitatori entrano e niente, insomma, vedranno il Marvin che sta documentando, ragazzi. Eccola qua. Poi abbiamo qua questa Porsche Carrera che insomma queste sono abbastanza facili ancora da trovare. E ci portiamo invece sul pezzo che piace magari più al Marvin. Comunque bella anche la Porsche Carrera, per carità, spettacolo. E poi guardate qua, un bel Volkswagen T2 targato Viterbo, vuol dire un saluto agli amici Alessio, al team Gisetto. Guardate qua, spettacolare T2, prezzo è in vendita, il prezzo qua sul cartello è esposto oltre 20.000 euro. Per cui ragazzi, vediamo un po' se qualcuno se lo aggiudica o se lo porta a casa, spettacolo. Qua fiera auto d'epoca, appassionati di auto storiche. Qua il vecchio Marvin è qua che documenta. Eccolo qua, spettacolo, targato Viterbo. Qua guardate qua, primi visitatori incuriositi della Porsche Carrera qua. E niente ragazzi, noi ci portiamo appunto su un altro pezzo per chiudere il filmato. Abbiamo qua questa bellissima Mini che adesso ve la faccio vedere, questa Mini Cooper. Eccola qua, eccezionale, da brivido. Dicono che è una limitata edizione. Eccola qua, aspettate, la portiamo a casa, appassionati di Mini. Qua guardate qua che tuccio c'è, dettaglio non manca, la musica del Marvin c'è qua, aspettate, bellissimo. L'abbiamo documentata. Viva la fiera auto d'epoca Padova. Abbiamo visto questa Mini inglese, spettacolo. Qua classico autocaro Citroen che troviamo ogni anno, però guardate qua, eccezionale questa Mini. Guardate qua che rifiniture, spettacolo. Ragazzi, con questo vi saluto. Abbiamo iniziato col botto qua a Padova, spettacolo. Ciao a tutti, a presto. Viva l'auto d'epoca. Ciao a tutti. Viva Padova, spettacolo.